saluto, chiaramente vedete c'è un numero in sovraimpressione, potete intervenire da casa per domande, opinioni e via dicendo. Vado subito a salutare. Allora, per chi ci guarda dai vostri teleschermi, alla vostra destra Roberto Novelli, Fratelli d'Italia, alla vostra sinistra, sempre per i vostri Forza Italia, Fratelli d'Italia, siete tutti fratelli. Allora, vedi, io volevo vedere se eri pronto, perché sai che c'è tanta gente che cambia partito che manco sai, cioè oggi magari stamattina ti svegli era con uno, dopo un'ora sono già passati dall'altra parte, no? Poi c'è il calciomercato che si è chiuso ieri sera, insomma, vabbè. Allora vado a salutare invece anche Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle invece alla vostra sinistra. Io partirei subito con il discorso della rete oncologica del Friuli Venezia Giulia. È stata approvata, ci sono stati dei mal di pancia importanti nel centrodestra, diciamo che così come nel famoso spot Fedriga ha spento sul nascere nell'area di centrodestra le polemiche, mentre abbiamo visto che soprattutto nel Partito Democratico la spaccatura è pesante. Partiamo con Novelli. Ma io mi concentrerei sull'importanza di aver approvato un atto, direi, epocale, che è quello appunto di cui ha introdotto, che è la rete oncologica. Intanto dopo oltre 20 anni anche Friuli Venezia Giulia si dota di un atto importante che è appunto quello della rete oncologica. La finalità di questo percorso, che è iniziato tra le polemiche ma si è concluso con qualcosa di formale che darà avvio a questa rete oncologica, è quello di far sì che il cittadino, la persona malata, abbia le migliori cure possibili, non in rapporto alla distanza che c'è tra il suo luogo di residenza e la propria abitazione, ma semplicemente perché una malattia grave come è il tumore deve avere una struttura organizzativa, programmatoria e di professionisti che sono in grado di dare le migliori risposte. Questo è il senso di quello che noi abbiamo discusso in questo periodo e che si è avviato e che avrà un percorso che non è che si concluda oggi, ma che si svilupperà nel corso del tempo. Quindi organizzare meglio la sanità per dare migliori risposte. Poi il tema delle polemiche. Il tema delle polemiche è un tema che nasce sempre quando ci sono queste discussioni che vanno a incidere anche sui territori, perché l'abitudine di tutti noi, parlo di tutti noi perché tutti quanti noi siamo, come dire, un po' con la testa portata al pensiero di dover avere tutte le risposte della sanità il più vicino possibile, ma questo non è proprio compatibile, non è possibile, e noi dobbiamo ragionare con un concetto che forse col tempo tende un po' ad essere variato. Dobbiamo pensare che il nostro stato di salute deve essere curato nel miglior modo possibile, con un'organizzazione strutturale e della sanità che va in quella direzione. Ecco che il piano oncologico è uno di questi aspetti fondamentali. Chi si serve? A parte che le polemiche politiche e anche tutto il dibattito che c'è stato anche all'interno della maggioranza stessa, perché poi ci sono stati territori in cui diciamo anche esponenti di centrodestra erano, tra virgolette, contrari a questo piano perché sollecitati dai medici stessi, quindi dagli addetti ai lavori. È ovvio che bisogna fare delle scelte. Si diceva è 20 anni che manca questo piano, evidentemente non sono state fatte prima, per cui è chiaro che diciamo, bisognava arrivare prima o poi a questo punto. Ci sono delle problematiche sicuramente nella nostra sanità regionale, anche per quanto riguarda questo tema ormai importantissimo, perché sempre più persone, ahimè, purtroppo, hanno a che fare con l'oncologia, e quindi quello che diciamo poi è emerso anche nel dibattito in aula sicuramente è stato, diciamo, questo decidere di non decidere talvolta, perché la famosa tabella che poi spuntava come bozza, no, di questo piano
è stata in qualche modo ritirata proprio evidentemente per non scontentare qualcuno nel momento del voto in aula. Verrà ripresentata più avanti, ma io credo che quello che ha colpito più di tutti anche nel dibattito in aula è che si è voluto far passare questo piano come un anticipo di quella che sarà la terza riforma sanitaria in 10 anni di questa regione. Terza perché dopo quella Serracchiani-Telesca, dopo la prima Riccardi-Federica, adesso se ne pronuncia un'altra, e da quello che vediamo e da quello che sentiamo, anche appunto in base al dibattito che c'è stato pochi giorni fa, sarà una riforma lacrime e sangue per molti territori. Addirittura io ho sentito consiglieri di maggioranza, non serve far nomi, ma insomma non erano del partito dell'onorevole Novelli, ma dire che poi Trevi permetta il numero perfetto, no? Trevi, sì. Appunto. Che bisogna arrivare anche a chiudere gli ospedali più piccoli. Allora, chiudere gli ospedali più piccoli, bene, parliamone. Io credo appunto che anche l'onorevole che viene da Cividale, sentir dire che Cividale deve diventare un RSA o chiudere determinati reparti importanti, che ne ha già chiusi nel corso di questi anni, non sia né piacevole né auspicabile, e quindi lì è il vero nodo poi di quello che si è giocato anche in questi giorni, nel senso riorganizzare va bene. Avere dei pazienti che devono andare, vengono diciamo mandati dalle stesse aziende sanitarie per curare un cancro, per curare un sarcoma o altro in altre regioni, sicuramente non era e non è accettabile. E allora è chiaro che lì ci sono tante implicazioni. È ovvio che ci si può augurare che questo piano risolva determinati problemi e sia più vicino ai cittadini. Le premesse, come detto, sono abbastanza diverse. Sergio lanciava il discorso di Cividale, allora le faccio subito l'assist. Avrei necessità di dire alcune cose sulle considerazioni che ha fatto Sergio. Allora, innanzitutto la sanità non va vista come un fortino da parte della politica per trovare consenso. Questa sarebbe la cosa più sciocca che si potrebbe fare, per un semplice motivo, perché le risposte che la sanità dà non sono risposte che vengono date ad alcuni, ma sono risposte che vengono date a tutti, indipendentemente dall'appartenenza politica. La necessità di riorganizzare la sanità regionale esiste come esiste la necessità di riorganizzare la sanità nazionale. E come la riorganizzi? La riorganizzi specializzandola per dare le risposte importanti alle malattie importanti e la riorganizzi sul territorio per dare le risposte che le persone, una volta che hanno avuto l'acuzia, si trovano a dover ricevere quando fanno il passaggio dall'ospedale alla propria abitazione e poi dalla propria abitazione per ricevere tutte le cure che sono necessarie durante un periodo che può essere anche che accompagna per tutta la vita, legata a malattie che sono croniche, vista l'anzianità delle persone. Per cui questa riorganizzazione territoriale è necessaria e soprattutto il tema di chiudere i piccoli ospedali è stato smentito assolutamente dall'assessore Riccardi, che non si chiude niente, si riorganizza e la riorganizzazione può scontentare qualcuno perché aveva determinate abitudini, ma il tema è sempre quello. Chi ha il problema di salute e vive la sua salute in rapporto alle risposte che la sanità pubblica può dare, vive queste condizioni sapendo anche che ci sono dei momenti in cui non ha la risposta che vorrebbe. Però uno degli aspetti importanti in questa organizzazione è quello di riuscire a far sì che poi le risposte vengano date per il territorio, sul territorio, per l'ospedale, in ospedale, con le alte specializzazioni. Allora, questo percorso non è che nasca così oggi, nasce ben prima. C'è però qualcuno che ha il coraggio e la forza di dire: guarda, la rete oncologica la facciamo, la mettiamo a terra e cerchiamo di fare un percorso che la ottimizzi.
qualcuno prima non l'ha fatto, ha parlato tanto e non è riuscito a farla. Sergo. Chi ha governato in regione negli ultimi 5 anni, in cui c'ero anch'io, no? Quindi centrodestra. No. Parlo di prima, vabbè, perché sono 7 il centro anni che governate la attenzione, regione. non facciamo finta Sergio, di dimenticare che la pandemia non è stata così, non è stata così un venticello che ha investito la nostra regione, il nostro paese e addirittura il mondo. Quindi altri hanno avuto altre pandemie. Sergio, cioè, anche a livello nazionale c'era la pandemia, avete fatto le commissioni camerali. Io ho visto anche a livello nazionale che cosa è successo in Italia in quei 3 anni e devo dire che la nostra regione ne è uscita molto meglio di tante altre. Sì, ci mancherebbe. Ho solo detto che ci sono stati 7 anni a disposizione e finalmente arriveremo. Io dico solo una cosa, delle promesse, diciamo, di non chiudere nulla, credo che a San Vito al Tagliamento ne sappiano qualcosa. Grandi promesse, anche prese di posizione prima delle elezioni del 2023, non chiuderemo il punto nascita di San Vito al Tagliamento. 2024, chiuso il punto nascita di San Vito al Tagliamento. Allora, è chiaro che delle decisioni devono essere prese, ci può stare, però se la tendenza politica è sempre quella di dire noi dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo riorganizzarci perché non abbiamo personale ed è un tema, non abbiamo medici ed è un tema, non abbiamo OS ed è un tema, benissimo, però c'è un settore che non ha mai di questi problemi, che è quello privato, dove noi addirittura chiediamo a personale che adesso viene assunto dai privati di venire a lavorare nei nostri ospedali, ovviamente con tutte altre condizioni e anche ulteriori, non solo condizioni per i nostri malati che devono essere seguiti magari con una certa continuità e che non possono farlo per via di questi contratti, ma anche condizioni economiche che non sempre sono di favore per la nostra sanità. E quindi in un momento in cui diciamo che i costi della sanità aumentano e aumentano sempre di più, banalmente anche solo per inflazione, costi e quindi tutta una serie di riorganizzazioni necessarie anche da questo punto di vista, c'è un settore che non ha mai problemi di personale mancante perché evidentemente riesce a essere più attrattivo, e questo che dobbiamo capire come mai non si riesce a migliorare questa situazione. I nostri medici lasciano gli ospedali del sistema sanitario regionale e difficilmente un medico o un infermiere o uno specializzato che lascia una struttura sanitaria va a lavorare in industria, no? E quindi troverà sbocco da qualche altra parte. Questa cosa del privato, per come viene raccontata, è un po' mistificatoria. Allora, cerchiamo di distinguere bene le cose. Intanto una parte del centrosinistra, non tutto il centrosinistra, una parte del centrosinistra continua a comunicare dicendo che la nostra regione vuole privatizzare la sanità, e questa è una bugia che ha del clamoroso per tutta una serie di aspetti, perché una parte della sanità da sempre è gestita dal privato, ma come sanità accreditata, come servizi accreditati, che significa che è a tutti gli effetti una sanità pubblica e non riguarda certo i livelli di patologie di complessità più elevati. Peraltro la nostra regione, per quanto riguarda le risorse che destina alla sanità privata accreditata, è assolutamente in linea, anzi destina una percentuale di risorse che sono inferiori anche rispetto a delle regioni del centro-sinistra. Quindi l'insieme della sanità pubblica, che è intoccabile, deve essere intoccabile, e della sanità privata accreditata deve far sì che si possano dare le migliori risposte possibili nelle condizioni date. Le condizioni date sono quelle che derivano da una sbagliata programmazione che è ancestrale, cioè va indietro di decenni per quanto riguarda quella che è l'emissione dei medici e degli infermieri, che si connette, che si lega inevitabilmente anche alle qualità del lavoro e anche alle risorse che vengono
investite per gli stipendi di queste persone, perché anche questo è un dato che però non riguarda direttamente la nostra regione, che ha degli strumenti che sono limitati per questo, perché le risorse ci sono, ma gli strumenti per poter entrare direttamente negli stipendi, nelle compensazioni dei medici e degli infermieri della nostra regione sono limitati, e ci stiamo andando però avanti. Allora è chiaro che un medico in Svezia, dico un paese a caso, guadagna molto di più, come dovrebbe essere anche in Italia, e la stessa cosa dicasi per un infermiere. Peraltro il numero dei medici, che in questo momento è molto basso, con una proiezione a fra qualche anno dovrebbe riassestarsi, perché abbiamo aperto le scuole di specialità e quindi dovrebbe esserci un'immissione tra qualche anno di un numero di medici sufficienti. Il problema vero sono gli infermieri che non hanno degli sbocchi professionali, nel senso che una volta che sei infermiere per tutta la vita, non hai una progressione nella carriera, e anche questo è un limite, salvo alcuni casi, cioè gli aspetti dirigenziali, ma sono minimi. Quindi io posso dire che non ci muoviamo in acque tranquille, ci muoviamo in acque che sono molto agitate, però non si può dare atto a una regione che sta facendo una riforma, che sta portando avanti una riforma della sanità, che guarda molto agli ospedali per le alte specializzazioni, guarda molto all'equilibrio tra pubblico e privato, e guarda molto a quello che è l'elemento forse più importante, che è quello di riorganizzare la sanità territoriale attraverso tutte quelle strutture che stanno per essere attivate, quelle case di comunità, quegli ospedali di comunità, che però avranno bisogno dei professionisti all'interno. Perfetto. Sergo? Infatti il problema poi sarà sempre quello: dove li vai a prendere quei professionisti e come fai a farle funzionare. Visto che abbiamo toccato il tema prima, capisco la difesa, diciamo, della sanità pubblica così come viene intesa in questa regione. Sui numeri possiamo tranquillamente anche condividere il ragionamento, però ci sono poi i segnali, no? Avevo citato prima il punto nascita di San Vito al Tagliamento. A Pordenone ci sono 2 punti nascita, uno che sono rimasti praticamente in tutta la provincia, uno è in città di Pordenone come sistema pubblico all'ospedale, e uno invece è un privato cosiddetto accreditato. Ecco, la nostra idea e la nostra concezione sarebbe quella di chiudere le convenzioni con i privati e lasciare i reparti pubblici come appunto lo era quello di San Vito al Tagliamento, per evitare poi banalmente quello che si diceva prima, che alcune persone, anche che abitano nella parte bassa della nostra regione, poi si riferiscano direttamente in Veneto, dove poi lì allora sì il privato è anche molto più forte. E quindi è ovvio che quello che interessa è far sì che le persone si possano curare, però noi vorremmo anche che tutte le persone si possano curare, non solo quelle abbienti che possono banalmente anche solo permettersi un viaggio di 300 km perché noi no, vorremmo solo le persone più abbienti che si potessero curare. No, vabbè, ecco. Sicuramente ecco. Lo vorrete anche voi, però poi i dati di fatto sono anche altri. I dati di fatto come li racconti tu sono, ecco. No. Allora, questi sono i dati di fatto, Novelli dice i dati di fatto di Sergo risponde. Allora andiamo invece a sentire i dati di fatto che ci propongono i nostri amici silenziosi per il secondo break pubblicitario, e poi torneremo con voi in diretta. Terza parte di Sveglia Friuli, il dibattito politico. Andiamo per chi si fosse messo in ascolto audio-video in questo istante, vi ripresento gli ospiti in studio. Alla vostra destra, rispetto alla posizione dei teleschermi, Roberto Novelli di Forza Italia, mentre alla vostra sinistra Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Allora io vorrei un attimo, abbiamo parlato nella prima parte della questione sanitaria e potremmo fare trasmissioni su trasmissioni. Io adesso vorrei aprire con voi un attimo una parentesi
parentesi, dei fatti di cronaca, di quello che è accaduto a Basigliano dopo la partita Udinese-Venezia. Qualcuno ha voluto un po' mistificare, nel senso dire, sono cose che possono capitare negli stadi, però veramente siamo andati vicinissimi a una strage, perché quello che è successo a Basigliano, siamo oltre il classico attacco tra parentesi, tra curve e via dicendo, un vero e proprio assalto a un treno, poteva, ripetiamo, soltanto la mano amica ha evitato una strage. Domenica, mentre ero in diretta proprio per Antenna 3, dicevo ai telespettatori, l'Aisel, purtroppo quest'anno ricorrono i 40 anni, la strage dell'Aisel non ha insegnato nulla. Prima però c'è una telefonata e non facciamo attendere il nostro telespettatore o telespettatrice, buongiorno. Sì, buongiorno Omar. Buondì. Sono Adriana. Seguendo le vostre trasmissioni io intervengo abbastanza spesso perché faccio parte del Friuli, sono friulana, quindi ecco, cerco di dare, come dire, la mia espressione di pensiero. Allora, sulla spesa della sanità, di quello che ricade sulle famiglie. Sono 10 miliardi all'anno, ho letto ieri un articolo del nostro governo, diciamo addebita, diciamo, perché non interviene sulle spalle delle famiglie che hanno gli anziani oppure con problemi che sappiamo tutti che noi ci dobbiamo addossare tutte le spese per le badanti, anche per le visite che ci dobbiamo pagare, per delle medicine che non vengono passate, diciamo, dalla mutua, no? Dalla cassa, ecco. Allora io mi chiedo come possiamo noi continuare e sentire anche che Roberto Novelli dice sì, non ci sono i soldi, no? Non ci sono i soldi. Però i soldi lo Stato trova per la guerra in Ucraina e per mantenere tutti quelli che arrivano giornalmente. Allora io chiedo a Roberto, che è in regione, la nostra è una regione autonoma, quindi dovrebbe avere delle, come dire, capacità di gestirsi. Allora chiedo e vorrei che mi fosse data una risposta: quanti soldi la nostra regione spende per mantenere queste persone che arrivano senza diritto di entrare nel nostro territorio? Perché la regione autonoma non ha il potere di espellere queste persone che entrano senza diritto, perché entrano senza un lavoro, senza un documento, non sappiamo chi sono. Adesso abbiamo sentito che pur di restare qua gli hanno insegnato a dire che se sono gay non si possono toccare. Allora per noi cosa rimane? Noi che abbiamo lavorato per il Friuli, noi che lo abbiamo ricostruito dopo il terremoto, noi che continuiamo a fare sacrifici, gente che vive con meno di 1.000 euro al mese e le bollette continuano ad aumentare. Io non lo so, io vorrei entrare un giorno in regione e ascoltare quante parole vengono spese inutilmente, perché parlare è una cosa, produrre è un'altra. Allora nel privato, quando c'è un dirigente e non riesce a portare avanti il suo progetto, viene mandato a casa. Allora io perché cittadina devo continuare a pagare persone che continuano a parlare senza produrre alcunché, anzi incentivando ancora questa immigrazione che poi vediamo quello che succede sul territorio. Allora io chiedo, Roberto, per cortesia, diteci quanti soldi la Regione stanzia per queste persone e quanti soldi non sono per noi, perché appunto sì, i miracoli probabilmente non si fanno. E mi ripeto ancora una volta, Udine, il comune di Udine ha stanziato 23 milioni di euro da suddividere in 3 anni per 170 persone, di questi non italiani, di questi qua non accompagnati, quindi facendo i conti sono
3.700 euro al mese cada uno. Ma voi pensate che alla gente non gli ribolla il sangue a sapere queste cose? Io dico, bisognerebbe licenziare quelli che non producono. Grazie Adriana per l'intervento. Allora, però prima di replicare ad Adriana avevo fatto una domanda, insomma, su quello che è accaduto a Basigliano. Chiaramente si va oltre lo sport, partirei con Novelli perché comunque ho di fronte due persone che hanno masticato e praticato lo sport, quello vero e non quello celato dietro altre mentite spoglie. Parto con Novelli. Allora, il commento in questo caso non può che essere un commento di condanna totale e piena. Leggo che le persone che sono state individuate, anche arrestate, che hanno insomma anche patteggiato, in una parte non erano nazionali, locali, ed erano tutti incensurati. Però posso dire che anche se queste persone sono incensurate, almeno quelli che hanno individuato, io li colloco nello spazio dei delinquenti. Sono dei delinquenti veri e propri, degli irresponsabili, delle persone che probabilmente nella vita non hanno altro, o se hanno altro forse dovrebbero dare una scala di priorità diversa alle loro aspettative, alle loro esigenze. Quello che è accaduto è una cosa gravissima, però non dimentichiamo mai che nel tifo organizzato c'è un sottobosco che molto spesso non viene guardato con sufficiente attenzione. Però direi dovremmo anche dividere tifo organizzato, perché c'è tifo e tifo. Difatti ho parlato nel tifo organizzato, c'è un sottobosco, per chiarirci bene e non equivocare. Quindi il tifo organizzato è una cosa seria, è una cosa sana. All'interno del tifo organizzato a volte c'è un sottobosco di persone che si innestano, si inseriscono e fanno, come posso dire, gli affari loro, anche perché sono dei loschi individui che danneggiano tutto il sistema del tifo, che è qualcosa di importante e sano, che serve allo sport. Allora, che cosa dire a riguardo? Io li sbatterei tutti in galera, non c'è ombra di dubbio, patteggiamento o non patteggiamento, perché è un caso che non sia accaduto qualcosa di molto proprio grave. questione di una frazione di secondo. Una questione di una frazione di secondo. Io li sbatterei tutti in galera, però in questo momento, quando dico li sbatterei tutti in galera, divento populista al pari che delle cose che ha detto adesso Adriana, che saluto, che ha mescolato la sanità con l'immigrazione, i soldi della regione, i poveri italiani. Io sono il primo a continuare a mettermi sempre davanti quando si parla di immigrazione, però quando si parla di immigrazione bisogna anche sapere che noi siamo un tassello di un meccanismo molto ampio e che non è possiamo decidere di espellere le persone, perché non ne abbiamo la competenza, Adriana. Questo è il punto. Poi il fatto che ci sia un tipo di immigrazione che nessuno di noi vorrebbe, questo è un dato di fatto. Il fatto che ci sia un'altra parte di immigrazione di cui abbiamo necessità e che riguarda appunto le persone che possono e vogliono essere formate e che possono e sono richieste dalle aziende, questo è un altro aspetto. Bisogna avere la capacità di scindere le due cose, bisogna avere la capacità di conoscere quello che è il processo e le competenze che ha anche la regione, bisogna avere la capacità anche di non essere populisti tout court, perché sennò è facile. A questo punto io torno al tifo, dico dobbiamo sbatterli tutti in galera, dobbiamo chiudere le curve, dobbiamo arrivare con i carri armati all'interno perché non è più possibile. No, perché così faccio di tutta l'erba un fascio, e allora bisogna saper scindere, bisogna anche essere obiettivi. Anche chi fa politica deve avere anche la forza di dire, di fronte a chi giustamente ti chiede conto, che attenzione, non si può sempre dire le cose che si vorrebbe sentir ascoltare, perché la situazione è molto più complessa. Non significa questo naturalmente non prendere delle posizioni o non cercare di usare nel modo migliore il denaro pubblico. Perfettamente d'accordo. Sergo. No, per dare una risposta alla signora, comunque chiedeva quanti milioni spendiamo, no?
Sì, il tema è ovviamente complesso, diciamo che spesso e volentieri sono soldi nazionali. Sono soldi nazionali, ormai, no? perché la regione prima pagava anche è tutto rimborsato, diciamo, a piedi lista, come si suol dire. dei minori non accompagnati, adesso ci pensa direttamente lo Stato con una cifra anche importante, che può essere anche di circa 100 o più euro al giorno per minore non accompagnato, per cui i soldi, diciamo, ci sono. È vero che stiamo parlando di decine anche di milioni di euro in generale per il mantenimento di queste persone, su cui noi continuiamo a dire ormai da più di un anno che nella nostra regione, soprattutto per i minori non accompagnati, ce ne sono troppi. Cioè è un problema anche di redistribuzione, no? Degli stessi, lo diceva ieri anche l'assessore Roberti. No, ma sono troppi in questa regione. Sì, sono troppi in questa regione. Onorevole, ricordo che governate da 7 anni. Ora anche il Covid avrà influito anche sugli immigrati, ma sono troppi da 7 anni. Governate a livello nazionale. Quindi il tema dell'arrivo dalla rotta balcanica è responsabilità di questa regione? No, perché sennò siamo veramente... Certo. No, era colpa di Di Maio, però, quando era ministro. Allora, questo sicuramente. Certo, che è stato per un anno ministro, voi governate da 7 e non avete responsabilità. Benissimo, certo. Infatti per Di Maio non c'era la pandemia. Quindi diciamo questo era giusto per dare una risposta alla signora. Ricordiamo sempre che la sanità vale più del 60% ormai, soprattutto anche con l'ultima legge di stabilità del bilancio regionale, quindi parliamo di almeno 3 miliardi di euro che vengono destinati a questo ovviamente importante settore, per cui giusto per fare anche un paragone. Poi che siano troppi, come dicevo prima, i soldi che vengono spesi per persone che potrebbero essere destinate da altre parti, creando anche meno problematica a una comunità come la nostra che è di solo 1 milione di abitanti ormai, e quindi c'è un problema di percentuale da risolvere. Quindi questo bisognerebbe fare prima di tutto, prima di chiedersi chi paga, chi non paga, quanto paghiamo, eccetera, perché poi li sposti dall'altra parte sono sempre soldi pubblici che verrebbero utilizzati. Ma e qui torniamo anche al famoso discorso del ruolo anche dell'Europa, che come si diceva, la rotta balcanica ha come ingresso neanche l'Italia, perché ci sarebbero altri paesi poi europei interessati, ma lo stesso vale per gli sbarchi in Sicilia, Lampedusa e quant'altro, e non è ovviamente possibile pensare che tutte le persone che arrivano debbano essere tenute per forza in Italia per un periodo X, senza poi sapere effettivamente quello che sarà il loro futuro, cioè se li teniamo per lavorare nelle nostre aziende, offrire loro una prospettiva di futuro, o se li teniamo lì e come spesso poi avviene rischiamo di vederli reclutati da altri tipi di criminalità, soprattutto quella organizzata. Cosa che purtroppo evidentemente, come è emerso in determinati casi anche in città molto più grandi della nostra, avviene anche per il tifo organizzato. Il problema delle curve, il problema delle infiltrazioni che ci sono state, che sono emerse, è chiaro che non credo, vorrei sperare che non succeda ovviamente anche qua da noi, non è quello il punto, però è chiaro che determinate persone, come giustamente si diceva, delinquenti in questo caso, possono essere facilmente reclutate anche per altri motivi dalla criminalità organizzata. Quello che è successo ovviamente è gravissimo, tutti ci aspettiamo ci aspetteremo delle pene esemplari, che sono le cose basilari, carcere, non carcere. Sono tutti a piede libero. Possiamo trovare tutte le soluzioni possibili, però diciamo forse anche in questo caso una domanda su quanto si è fatto per prevenire questi scontri o queste cose, Zero. Forse dovremmo anche farci. Ma non è, allora, mi permetta, io credo prego. che la sottovalutazione più grande sia stata poi quella di mettere i tifosi insieme ai cittadini sullo stesso treno. Non lo so, sì, però può succedere, no? Però è una
paranoia pazzesca a pensare che bisogna fare treni divisi. Cioè, evidentemente, se mi permettete, ho detto zero, se succede devo fare questo... giustamente una correzione in corso d'opera. Zero non intendevo su Udinese Venezia, zero in 40 anni da questa parte. Sì, no, ma appunto, trovate solo soluzioni all'italiana, ecco, tanto per essere diciamo chiaro. Quindi se c'è stato anche un certo tipo di sottovalutazione, che poteva anche essere che se c'è bisogno di un treno speciale con forze dell'ordine sopra, presidiare il treno, la trasferta si poteva vietare tranquillamente. Non si può arrivare lì. Il problema è che nelle ultime settimane è stato vietato ai tifosi della Roma di venire a Udine quando la curva nord dell'Udinese cantava Roma-Roma e la curva sud della Roma cantava Udine-Udine. Cioè siamo a questi livelli. Allora lì si è vietata la trasferta. Per questo derby, dove c'erano stati incidenti già all'inizio, dove evidentemente ci possono essere ruggini che vengono da fuori, si è permesso di fare, diciamo, la trasferta dei tifosi veneziani che se stavano, banale dirlo, ma se stavano a casa loro non sarebbe successo. Ora, dobbiamo vietare tutte le trasferte? No, perché giustamente quei tifosi, no, anche del Venezia, che volevano vedersi la partita per bene, in quelli pace, normali, che non avevano problemi e che speravano di venire a Udine a passare una bella giornata, magari farsi anche una passeggiata per la nostra città, è giusto e devono avere il diritto di vedere quella partita. Però in determinate situazioni è chiaro che qualcosa a livello preventivo si può anche fare, e non sempre solo a livello repressivo, quando ormai è troppo tardi. Sì, è un fenomeno quasi inarginabile il tifo violento, perché purtroppo abbiamo... Però mi permetta, Novelli, da queste parti, non c'era. C'eravamo abituati in modo contrario, nel senso, io ricordo negli anni '80, insomma, non è che serve andare tanto lontano, quando c'erano i famosi derby con la Triestina, piuttosto che con la Pallacanestro, basta guardare il tifo, basta guardare fuori di tutto di più qua era. Basta guardare il tifo del basket. Sì, ma infatti stavo dicendo, eravamo riusciti un po' a estirpare da queste parti sto problema, no? Nel senso che la gramigna era stata un po' messa da parte, qualche personaggio era stato accantonato nelle zone giuste, no? Poi purtroppo nell'ultimo periodo si sta tornando in auge un qualcosa che da queste parti si era dimenticato. Che è un po' lo specchio della società, perché questa violenza che si trova all'interno di una parte del tifo organizzato rispecchia un po' la violenza che noi vediamo quotidianamente in diversi aspetti della nostra vita. Quindi è un po' un momento che va visto nel suo complesso. Va bene analizzare questi aspetti degeneri del tifo, ma non possiamo slegarli dagli aspetti degeneri che quotidianamente leggiamo sui giornali e vediamo in televisione. Perché dico questo? Perché si lega anche al tema dell'immigrazione di cui si parlava poco fa. È evidente che la nostra regione è un contenitore in cui la rotta balcanica fa confluire l'immigrazione, in particolare quella secondo me più difficile da gestire, che è quella dei minori stranieri non accompagnati, perché il minore straniero, una volta che arriva sul nostro territorio, diventa figlio del sindaco del comune che ha la sventura di trovarselo davanti. E molto spesso questi ragazzi, che non sono neanche minorenni, arrivano da paesi su cui si può discutere se vengono considerati paesi pericolosi o meno, ma adesso, per dire una banalità, è evidente che nel momento in cui ci sono decine di migliaia di italiani che vanno in vacanza in Egitto, santo Dio, cioè, la vedo difficile dire che è un paese dove non c'è. Diciamo che sono paesi dove la democrazia è vista in un altro modo rispetto magari ai canoni italiani. Esatto, ecco, però non è che possiamo riempirci... Non voglio fare adesso il Bruno Vespa della situazione. Però non possiamo riempirci di questi ragazzi, ma queste sono parole, non possiamo riempirci di questi ragazzi che molto spesso sono quelli che creano i problemi all'interno delle nostre città e dei nostri paesi, ma qual è la soluzione per impedire l'ingresso di qualcuno che camminando attraversa il nostro confine? Ecco che allora bisogna trovare una risposta che è europea, perché l'ha detto prima Sergo,
prima di arrivare qui, a piedi, per dare un'immagine così bucolica dell'arrivo, hanno attraversato la Croazia, hanno attraversato la Slovenia e mi risulta che sono paesi dell'Unione Europea. Quindi c'è qualcuno che chiude gli occhi, si gira dall'altra parte e lascia passare il confine. Ecco le pattuglie miste. Allora, prima di dare giustamente la replica a Sergo, abbiamo una telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Carlo da Trieste. Buongiorno Carlo. Allora, ma quello che ho sentito fino adesso, secondo me ci sarebbe da mettere in evidenza alcune cosucce, no? Allora, parliamo tanto, mi sentite? Prego. Ecco, praticamente si parla tanto delle violenze negli stadi. Ad esempio si dice sì, violenti, facciosi, eccetera, eccetera, però ad esempio non si parla degli interessi che si nascondono dietro tutte queste storie qua. Voglio ricordare che dietro gli ultra delle squadre c'è un forte interesse, ad esempio, di consensi elettorali. Se ne avevano sia il centro-destra che il centro-sinistra. Voglio ricordare il bagarinaggio che le certe società sono costrette a regalare dei biglietti per mantenere una sorta di ordine. Ci sono tante cose da rivedere. Non si può, secondo me, solo parlare della parte finale. Poi per quanto riguarda gli immigrati, ecco, vi voglio dire che la Merkel aveva cercato un calcolo di capire quanto costano gli immigrati in Germania. E ripeto a pappagallo le sue parole. Allora, si è riusciti a capire che la Germania spende parlo minimo, 6 miliardi di euro all'anno, e poi ha concluso così. Dopo tale cifra si parlano in 1000 rivoli che non riusciamo a capire quanti soldi costano gli immigrati. Allora, se noi guardiamo un po' adesso nei paesi sviluppati, quale Germania e Gran Bretagna, Stati Uniti, eccetera, eccetera, questo parlo per esperienza diretta, loro si prendono, e questo è notorio e risaputo, si prendono la crema, intellettuale dei vari stati, perché ad esempio, porto un esempio, il Camerun è un paese esportatore di cervelli. Ad esempio il Senegal uguale, l'inventore della matematica e fisica quantica è un senegalese, ma questi qua sono presi tra 3 paesi, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. A noi ci lasciano praticamente solo personale che è assolutamente inutile per l'economia italiana, cioè diventa utile facendo dei forti investimenti con le nostre tasse. Allora, se noi ripilughiamo un po', la Meloni ha aumentato le spese del budget per la guerra di 2 miliardi di euro. L'immigrato costa minimo 6 miliardi all'anno, facendo un raffronto più o meno con la Germania, parlo minimo, allora siamo già 8 miliardi. Adesso la domanda è questa, come mi potete venire a parlare che sulla sanità mancano soldi quando spendiamo 2 miliardi per la guerra e 6 miliardi per persone che economicamente parlando, quando entrano in Italia, sono assolutamente inutili, perché è inutile che ce le giriamo. Se poi vogliamo evitare tutti questi casini che vengono nelle attività sportive, andiamo a toccare gli interessi che ci sono dietro. Grazie e buongiorno. Grazie al nostro amico da Trieste. Allora, prima di sentire Sergo, sono le 9.30, devo lanciare l'ultimo break pubblicitario, dunque ancora la linea ai nostri amici silenziosi, poi ultima parte con gli ospiti in studio per approfondire anche questa tematica, e anche grazie al nostro amico Carlo da Trieste che ha fatto un'analisi secondo me molto interessante e ben studiata, ma tutto questo tra poco. Ultima parte di Sveglia Friuli, per chi si fosse messo in ascolto audio-video in questo istante, vado a presentare gli ospiti. Alla vostra destra Roberto Novelli di Fratelli d'Italia, alla vostra sinistra
Te l'ho detto, Fratelli d'Italia, te l'ho detto. Sempre lì, Cugini, cosa vuoi? No? Forza Italia, volevo vedere se eri pronto, perché ti vedevo che giocavi col telefono. No, non giocavo. A parte gli scherzi, Fratelli, abbiamo con noi Roberto Novelli, perché fa anche rima, vedi? Vedi che dovresti cambiare partito. A parte gli scherzi, Roberto Novelli, Forza Italia, mentre Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle. Allora, se non sbaglio, dovremmo avere una telefonata in attesa durante la pubblicità, poi finalmente Sergo riuscirà a dire anche la sua. Prego. Pronto? Pronto? Buongiorno, mi chiamo Riccardo Alessi, chiamo da Ruda, sono un consigliere comunale. Prego. Volevo agganciarmi ai discorsi che avete fatto oggi riguardo per l'immigrazione. Noi qui a Ruda abbiamo un centro di accoglienza per minori stranieri. Ebbene, ha ragione prima il conduttore quando ha detto che il sindaco ha il dovere di dare un tetto e un ricovero al giovane che viene trovato nel proprio territorio o nei comuni limitrofi. Ma l'osservazione che faccio io con dati certi è che questo centro commerciale di Ruda accoglie i giovani che provengono da Cremona e da Milano, cioè il comune di Milano e di Cremona manda i giovani qui a Ruda. E perché li manda a Ruda? Perché esiste un centro accoglienza. È chiaro che il business è la parola primaria, se non ci fosse denaro e soldi non esisterebbero questi centri accoglienza. Inoltre da paesi come la Tunisia o l'Egitto partono regolarmente i voli di linea che costano anche 200-300 euro. Alle volte si trovano delle offerte, perché invece questi ragazzi si imbarcano e prendono i barconi, eccetera, pagando anche cifre molto più alte? Perché esiste il business, perché sono costretti a fare un percorso affinché vengano in Italia, vengono poi recuperati, eccetera, eccetera. Quindi non è vero che i centri vengano aperti per accogliere i ragazzi locali, è proprio un commercio di vite umane. La seconda osservazione la volevo fare sul calcio, chiaramente va condannato quello che è successo lì alla stazione di Udine, però vorrei mettere in evidenza un altro dato: il calcio italiano non esiste più, ci sono solo stranieri, le società italiane sono con proprietà straniere e con sponsor stranieri. Bisogna tornare all'antica, certe volte tornare indietro fa bene anche al paese e ritrovare la nostra nazionale fatta da giocatori e da vivai italiani e sviluppare tutto il settore. Grazie. Grazie al nostro amico. Allora, giustamente era Novelli, attendi un attimo perché abbiamo Sergo in attesa da un po', insomma, che doveva dare delle risposte. Allora, prego, Sergo. No, su quest'ultima considerazione ne avevamo parlato anche prima. Non è che 30 anni fa, quando c'erano tutti i proprietari italiani e magari nelle squadre italiane c'erano molti più giocatori nazionali, si stava meglio dal punto di vista della violenza negli stadi, o non c'erano gli interessi o non c'erano altre questioni. Come detto, ricette non è facile averne, probabilmente dovrebbe essere più facile con le proprietà straniere che magari non sono abituate a determinati ricatti anche, no? Perché abbiamo sentito parlare anche di ricatti dallo spettatore precedente per quanto riguarda i biglietti, no? Le vendite, quello che abbiamo poi sentito anche dalle intercettazioni di quelle indagini a cui facevamo riferimento prima su determinate curve. Però, come detto, sì, non credo che quella sia la situazione. Sarebbe auspicabile perché sarebbe un bel segnale così, di orgoglio nazionale, avere tutti i giocatori italiani, tutte proprietà italiane, però quelle sono scelte e sono scelte lasciate al mercato, e quindi quando si lascia decidere al mercato e ai privati di poter fare determinate scelte, evidentemente il mercato le fa. In queste ore abbiamo visto società italiane che si è chiuso il calciomercato, visto che siamo anche qua in zona stadio, si è chiuso il calciomercato, determinate società italiane hanno preso praticamente solo giocatori italiani, il caso della Fiorentina, altre solo stranieri, Milan, Roma, e altre società, e quindi è ovvio che sono delle scelte che si fanno.
E purtroppo questo, diciamo, spesso e volentieri viene in qualche modo anche tollerato e accettato dalle stesse tifoserie, nel senso che poi alla fine quel che ci interessa è il risultato, no? Non ci interessa se vincere una squadra con X italiani o poi mi permetta no. Sergio, ci ricordiamo magari i giocatori di 40-50 anni fa, non ti ricordi chi ha giocato l'altro giorno nell'Udinese, perché c'ha il nome, se non è che te lo ricordi, no? Sì, anche stranieri, anche nomi complicati anche da ricordare, peraltro. Ma c'erano anche altri stranieri con nomi complicati che te li ricordi. Sono politiche che vengono fatte e appunto l'Udinese è anche una di queste società, no? Tutti quanti la prendiamo ad esempio, no? Io sono FUG, vai a vedere quanti italiani ci giocano, uno a ogni domenica, e che è il più forte tra l'altro. La società è FVG. Io ricordo, se mi è permesso una breve parentesi, mi ricordo di Neumann quando giocava a Udine, ci si ricordava più della moglie che di Neumann quando giocava a Udine, no? Perché molti tifosi udinesi che hanno qualche cappello bianco più di me si ricorda bene della moglie di Neumann, ecco, 80-81. Allora torniamo invece alla cronaca, chiaramente quello che ci dicono da casa. Possiamo fare un parallelismo, già che siamo in tema, Novelli, sul fatto che lei prima diceva c'è un cambiamento, arrivano nuove generazioni, via dicendo, è un po' come nel calcio che manca il settore giovanile, no? Per portare avanti poi continuare la tradizione. Ripeto, è un paragone buttato così all'acqua di rose, però possiamo fare insomma un parallelismo. Sì, ma il parallelismo esiste perché tutti quanti noi siamo, come dire, degli attori e degli spettatori di una società che è mutata, ed è mutata, almeno nella percezione maggiore di tutti noi, è mutata in peggio. Non so se sia dovuto a una perdita di valori e chi è il responsabile di questa perdita di valori. Probabilmente è un insieme di cose che fa sì che dobbiamo interrogarci su come poter intervenire, ma non sull'intervento legato necessariamente ai flussi di denaro che devono arrivare a qualcuno oppure a determinate azioni draconiane che bisogna mettere in piedi. È un intervento che, come dire, è multisettoriale. Mm-hmm. Prima il telespettatore ha detto una cosa su cui io ci metto il cappello, perché sono anni che lo vado dicendo. Noi abbiamo dei centri di accoglienza di minori stranieri non accompagnati che soprattutto nei periodi in cui erano calati i flussi andavano a chiedere alle altre regioni se avevano dei minori da inviargli. E questo è successo anche a Cividale del Friuli. Io sono in Cividale del Friuli e su questo ho più volte fatto degli esposti. Perché questo? Perché naturalmente c'è un problema di equilibrio economico di queste società che si secondo i minori stranieri non accompagnati. Ma il problema non è solo questo, che andiamo a prenderli da altre regioni, cosa che non dovremmo fare, ma il problema è che le altre regioni ci mandano non certamente i ragazzi per bene, ma ci mandano quelli che creano i problemi nelle loro strutture. Ecco che allora anche qui la responsabilità del gestore del centro deve essere messa in evidenza, perché non è tutta e solo responsabilità della politica. Qua ci sono delle persone che ci marciano su questo. Allora, ecco che la politica in questo caso deve, come dire, attivarsi sempre di più per fare tutta una serie di verifiche e di controlli che possano migliorare la situazione, non cambiarla radicalmente. Certo. Perché è inutile continuare a fare demagogia e populismo. Io su questo sono uno rigido, ma non posso non guardare le cose con gli occhi della realtà. Con la mia commissione siamo andati a visitare i centri per i minori stranieri non accompagnati. Ce ne sono alcuni che hanno una gestione ottimale, dove i ragazzi non creano nessun problema, anzi vengono inseriti all'interno della struttura del mondo del lavoro dopo una breve formazione. Ce ne sono degli altri che devono essere gestiti meglio. E allora il richiamo va a questi. Sui flussi che arrivino dalla Slovenia piuttosto che arrivino dalla rotta balcanica, il problema non lo risolviamo noi e non lo risolve neanche il nostro paese da solo. È un problema che deve essere risolto dall'Europa con la volontà dei paesi di determinarsi in questo senso. È vero quello che diceva il telespettatore, la Merkel si è presa tutti i siriani, ma se li è andata a scegliere
Noi non è che possiamo andare a sceglierli, perché arrivano a piedi, arrivano con i barconi, e una volta che sono sul territorio nazionale la giurisprudenza internazionale ci obbliga a fare determinate cose, le norme internazionali. Quindi possiamo solo cercare di arginare questo fenomeno, e lo dobbiamo fare con autorevolezza, cercando di imporci a livello europeo, perché le cose possono cambiare. Ci sono già delle discussioni interessanti in questo settore, in questo campo, certo. Però da qui ad arrivare alla soluzione la soluzione finale non si può dire. Al risultato finale più corretto. Senta Sergio, prima il telespettatore da Trieste parlava anche di logica di recupero per quanto riguarda i migranti, ad esempio ha fatto l'accenno della zona dell'Africa, in particolare l'area diciamo francofona, no? Dove c'erano le colonie francesi più verso la Francia, la Germania magari punta più sul Camerun e altre zone dove all'epoca a noi rimangono, tra parentesi mi sia consentito il termine, un po' quello che avanza, no? Beh, però in Inghilterra ci sono intere periferie di Londra che sono ormai popolate solo da immigrati provenienti dall'Asia, per cui è diciamo un problema sì culturale, però probabilmente ritorniamo anche a quello che dicevamo prima: se ci sono italiani poco attratti di rimanere nel nostro paese, no? La domanda è: evidentemente ci sono altri paesi che riescono a attrarre i nostri giovani e probabilmente anche i giovani migliori delle altre nazioni che vengono in Europa in cerca di lavoro. Quindi io sul fatto che la Merkel vada a scegliersi uno per uno il dottorato, no, il dottore o quello che è, cioè, ci credo relativamente poco. Evidentemente quel paese è riuscito a mettere giù delle condizioni più favorevoli anche per attrarre quel tipo di persone. Se noi invece, ben che vada, queste persone le mettiamo a lavorare nei cantieri di Monfalcone o in ipotetica acciaierie che ci sono comunque o si dovevano fare, forse la prospettiva non è esattamente la stessa che riusciamo a dare loro. Bisognerebbe fare un ragionamento che poi, come si diceva prima, no? Fare tutta l'erba un fascio non porta a niente nessuno. Sul discorso che si faceva di minori stranieri, l'abbiamo detto prima, però è evidente che i problemi che ci sono anche in questa città, no? Legati a determinati episodi anche di violenza, delinquenza, chiamiamoli come vogliamo, che hanno visto protagonisti alcuni di questi minori stranieri, poi sarebbero gli stessi che noi vorremmo mandare da un'altra parte. Allora è lo stesso ragionamento che si faceva prima: c'è qualcuno che li importa per motivi di business, noi vorremmo esportarli, no? Dove magari qualcuno anche per motivi di business li accoglierebbe. Il problema però attraverso i canali ufficiali, attraverso le prefetture, che è diverso rispetto al one to one, cioè i due centri ma siamo che sempre lì. lavorano da soli. Io sono sempre dell'idea che se qualcuno sbaglia e delinque non può essere solo spostato da un'altra parte, evidentemente c'è un lavoro da fare dietro. Per quello dicevo prima, noi ne abbiamo troppi perché non abbiamo neanche il personale per seguire queste persone. Ci dovrebbero essere i famosi tutor che dovrebbero prendersi in carico anche i migranti, non solo i minori, che dovrebbero seguirli in tutto e per tutto, ma di fatto non abbiamo neanche a disposizione. È chiaro che quando diciamo manca personale, manca a tutti i livelli, manca negli ospedali, manca nelle forze dell'ordine, manca appunto in questo tipo di operazioni, manca nei tribunali che dovrebbero poi decidere chi ha effettivamente diritto a rimanere e quindi in determinate condizioni, chi invece deve essere magari diciamo rimpatriato, manca chi fa i rimpatri, ma manca tutto in questo paese. Allora non è sempre possibile, oppure dire come prima mancano i soldi, perché evidentemente i soldi ci sono, in questa regione ce ne sono tantissimi, no? Abbiamo fatto una legge di bilancio recentemente dove si è movimentato una mole di denaro che non si era mai vista prima, per cui non è solo un problema di soldi, è un problema anche di società, perché evidentemente siamo sempre di meno e vogliamo fare determinati lavori ma non altri. Questo è un po' un tema che dobbiamo porci. Giusto o sbagliato che sia, è chiaro che se
Il problema non è se un cittadino vuole laurearsi per trovare un lavoro adeguato, il problema è se la società italiana è pronta a garantirgli quel posto di lavoro adeguato, e invece di vederlo costringere ad andare da un'altra parte a fare il ricercatore, a fare, come si diceva prima, andare in Svezia a lavorare. Questo è quello su cui noi dovremmo lavorare. Allora, restando in tema però, Novelli, zone rosse fino al 10 fino al 10 di marzo saranno in vigore anche qui a Udine. Sembra che stiano dando buoni risultati, buoni frutti. Allora, anche in questo caso stiamo facendo qualcosa che può essere utile per ridurre il rischio di una delinquenza che è una delinquenza polverizzata sul territorio, che però crea molto allarme, in quanto il livello di reati che vengono commessi potrebbero essere classificati nella fascia medio-bassa, ma vengono fatti in una struttura sociale, economica, culturale che non ha mai avuto di questi problemi. E qui si torna sempre al chi fa che cosa. Allora, sicuramente questi reati sono commessi normalmente da una parte dei minori stranieri non accompagnati che non sono gestiti nel modo corretto. Questo è un dato di fatto. Questi minori stranieri non accompagnati sono arrivati sul nostro territorio anche in modo improprio, inopportuno, se vogliamo proprio dirla tutta, però ci sono. E una volta che noi ci ritroviamo sul territorio, dobbiamo in qualche modo gestirli, ma a partire dal primo responsabile involontario, che è il sindaco, che si trova questi ragazzi, che ripeto non sempre sono minori stranieri, sono stranieri ma non minori, se li trova sul territorio e deve cercare di collocarli nelle strutture che fanno accoglienza. Ma il problema vero è che alla fine ci sono i reati, c'è la percezione non solo dell'insicurezza, e allora bisogna intervenire. Come si può intervenire? Come si sta facendo? In modo draconiano? Torniamo a quello che si diceva prima o che dicevo prima, io prenderei e blinderei tutto. Io prenderei e sbatterei tutti in galera, ma qui stiamo facendo demagogia e populismo. Allora, cosa dobbiamo fare? Quello che si sta facendo. Magari mi permetta, Novelli, mi permetta, magari più che sbattere in galera, fare lavori socialmente utili, oggi si chiamano, perché è l'utile al dilettevole. Sì, però i lavori socialmente... Ecco, anche qui apriamo un'altra parentesi. Il lavoro socialmente utile, che si può dire... No, io dico, sai come intendo io? Pala e piccone, c'è tutti questi fossi che sono pieni di erbacce, però adesso che li passa vogliono andare a formare tre. Io in una legislatura ho fatto un atto che appunto chiedeva di far fare i lavori socialmente utili alle persone che erano dagli immigrati, che praticamente erano lì inerti, non facevano nulla tutto il giorno. Ma poi si apre un altro capitolo, che non è un capitolo della politica, è il capitolo del funzionario dell'amministrazione comunale che alza la mano e dice no, non ci sono i sistemi di protezione, bisogna fargli i corsi di formazione, io non mi assumo la responsabilità di... E quindi si apre un altro capitolo. Ecco perché quando si parla delle cose serie bisognerebbe sempre riuscire a, come dire, ad avere un trasporto emotivo giusto per cercare di trasmettere la propria posizione, ma anche la consapevolezza che la demagogia e il populismo spinto non servono, perché i problemi si collegano uno all'altro e non sono di responsabilità del singolo, ma si legano a tutti. Allora uno potrebbe dire, ma come? E la politica, il sindaco non ha la capacità di dire al funzionario tu devi fare così? No, non lo può fare, perché nel momento in cui lo fa si intromette in una condizione che non gli è di sua competenza, legge Bassanini peraltro. Ecco, quindi voglio dire, noi dobbiamo essere pragmatici anche nelle soluzioni. Zone rosse, benissimo, c'è più presenza dello Stato sul territorio e questo allontana almeno in parte chi prima si sentiva libero in spazi aperti di fare quello che voleva. Il tema dei coltelli. Il tema dei coltelli è un tema che si lega a quello che cui stiamo dicendo adesso. È diventata una sorta di moda avere il coltello in tasca. Tant'è che io
un emendamento che dà dei denari alle prefetture perché possano comprare dei metal detector portatili che le pattuglie in servizio potrebbero avere nel bagagliaio per fare delle verifiche non invasive in determinate condizioni. Siamo arrivati anche a questo. È utile, non è utile? Ma potrebbe essere utile, basta che trovino un ragazzo con un coltello che non dovrebbe avere per pensare che potrebbe essere utile per salvare la vita a qualcun altro, perché gli togliamo quest'arma a questo giovinastro. Sergio. Ma io non vorrei che quanto successo allo stadio domenica poi si possa replicare anche in questo caso. Noi abbiamo la zona rossa dove allo stadio non entri col coltello, poi rischiavano di ammazzarsi a 3 chilometri da Udine, no? Dove non c'era la zona rossa, dove nessuno controllava, cosa devi fare? No, appunto, io come detto, poi tutte le azioni che possiamo mettere in atto per dare ai cittadini una percezione di sicurezza sono necessarie e tutti abbiamo il diritto di vivere in città dove puoi camminare dopo una certa ora. Io mi porrei anche il problema di cosa vado a fare in una città dopo una certa ora se non c'è più nulla, e quindi del perché poi c'è un discorso di degrado, c'è un discorso di lasciare alcuni spazi della città in mano a persone che fanno ben altro e fanno i loro interessi o quelli di cui li reclutano, no? Perché poi ricordiamoci sempre che se ci sono, come si diceva anche poc'anzi, stranieri, minori, maggiorenni, perché poi le cronache non riguardano ovviamente solo i minori, no? Che spacciano nella nostra regione, lo fanno per due motivi. Uno, perché qualcuno li recluta per spacciare droga nelle nostre strade, due, perché qualcuno quella droga la compra e non la comprano solo gli stranieri. C'è un problema sociale e di lungo corso sicuramente, che però torniamo un po' a quello che dicevamo prima: se noi non diamo prospettive a queste persone non risolveremo mai quello che è un disagio che li porta poi a delinquere. Perché probabilmente c'è chi nasce per delinquere, ci credo poco, lo diventi sulla base delle frequentazioni che fai durante gli anni e sulla base della condizione in cui ti trovi, spesso e volentieri condizione economica. Qualcuno non avrebbe bisogno e delinque lo stesso, ci sono grandissimi evasori in Italia che non avrebbero bisogno di ulteriori soldi, lo fanno ogni giorno per anche solo il gusto di farlo, però detto questo è sempre la prevenzione su cui mi focalizzerei. Poi ripeto, benissimo, strade sicure, l'esercito, abbiamo fatto tante cose in questi anni per dare questa percezione della sicurezza. Ripeto, tutto va bene. Quello che mi chiedo io è perché prima di individuare una zona rossa qualcuno si poteva sentire libero di fare quello che voleva, come è stato detto, e con la zona rossa no. Ci sono più controlli? Sì, ma per fare i controlli devi avere più forze dell'ordine. A me non pare che siano arrivate chissà quante forze dell'ordine in più in questa città grazie alla zona rossa. Probabilmente se poi li facciamo arrivare e li prendiamo da altre zone, il rischio è quello che dicevo prima. Magari controlliamo il centro storico per dare una parvenza, no, di aver fatto qualcosa in determinate zone, però poi ci troviamo con quanti casi avete di furti, rapine, no? Anche all'interno di case, abitazioni. Mi permette, quello che mi fa più arrabbiare sono queste truffe agli anziani. No? Nel senso che sono sempre quelli che le fanno. Chiaramente li peccano e danno il via, e poi comunque ripetono sempre quelle. Anzi, invitiamo i nostri telespettatori, se vi arrivano i carabinieri, ricordate, o la polizia, non vi chiama a casa per dire mi servono 50.000 euro perché suo figlio o suo nipote ha commesso un incidente. Vengono loro direttamente, vi spiegano cosa è successo con il verbale, ma non vi chiederanno mai soldi. Dunque ai nostri amici, e non succede solo alle persone anziane, anche a persone di 40-50 anni, gli arriva la telefonata, venga lì, arriverà il collega in borghese e danno i soldi, poi arrivano le denunce. Dunque
Prima di chiudere la trasmissione vorrei da entrambi un appello. Allora, siamo in un mondo in cui dobbiamo difenderci e per difenderci dobbiamo avere gli strumenti. Gli strumenti non possono essere strumenti che poi vengono usati per fare violenza, ma sono strumenti di conoscenza e strumenti intellettuali. Allora, non esiste più, lo dico a me stesso e a tutti i telespettatori, che ci si possa fidare di questo strumento, delle comunicazioni che arrivano attraverso questo strumento, e non ci si può fidare più delle comunicazioni che arrivano attraverso un numero telefonico, certo, che può anche ricondursi al numero telefonico dell'istituzione, perché ormai riescono ad entrare con numeri di telefono di istruzione e con numeri di telefono all'interno dei cellulari che fanno riferimento ad esempio all'istituto bancario. Chiaro. Non più tardi di qualche giorno fa io ho ricevuto un SMS dalla mia banca sul mio numero di telefono con tutti i messaggi precedenti che la mia banca mi aveva inviato, invitandomi a cliccare un link perché c'era un problema. Io ho alzato il telefono, ho chiamato la mia banca e mi hanno detto non toccare. Tutto a posto, tutto a posto. Però Arriva. non mi è arrivata una telefonata da un numero X. Rischiamo di sforare, altrimenti la rete mi caccia e qualcuno sarà contento. Allora, una battuta, no, questo un sì, appello. l'attenzione ovviamente deve essere massima, soprattutto ai cittadini. Quello che mi preoccupa è che al momento stanno usando il telefono. Piano piano che noi continueremo anche a dire ai nostri anziani di utilizzare i mezzi informatici sempre di più, per lo speed, per le mail, per la PEC e quant'altro, poi arriverà anche un'altra ondata che ora cercano di mandare le mail, diciamo, a persone che sono abituate, no? E fra poco ci saranno molte persone che magari apriranno la mail per la prima volta, leggeranno quello che si diceva prima, clicca qui, dacci i tuoi dati, metti la tua password ed è finita. Per cui sarà sempre peggio e su questo ovviamente ci vorranno controlli anche della polizia postale e anche lì ci serve personale. Grazie ai miei ospiti, vado a salutare Roberto Novelli di Forza Italia e Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, visto che ho detto giusto, ma prima l'ho detto apposta perché sennò sono troppo precisino e mi tirano le orecchie. No? Grazie ai miei ospiti, grazie a voi come sempre per la visione e l'ascolto. L'appuntamento con l'informazione su TV12 dalle 12 con il Friuli in diretta per continuare a raccontare il territorio dentro e fuori le cinta murarie di quella che veniva definita una volta la capitale del Friuli. E come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Mandi.